Tanti auguri a Palmira, tanti auguri a te. Un coro speciale per un compleanno speciale, quello per la nonna della Marca, ovvero Palmira Pessotto di Francenigo, classe 1911, che per chi non avesse afferrato oggi fanno la bellezza di 108 anni, che posizionano la festeggiata come la più longeva della nostra provincia. E il coro non è da meno nella casa di riposo Mozzetti di Vazzola, la cui media di età corre sui 90 anni. Ed è segno di una vita media che si allunga, per la quale ognuno ha la sua ricetta. La fede e la tranquillità della donna porti a vivere più in pace, più tranquillità. Qui a Vazzola ci sono 100 ospiti degenti e poi c'è anche un day hospital che viene molto utilizzato. In famiglie sempre più piccole, con i problemi di lavoro che ci sono, sarà ovviamente il nostro futuro questo. Palmira oggi non aveva molta voglia di parlare della sua vita, che è, nel più tipico degli esempi dei nostri vecchi, un vero e proprio romanzo. Iniziato con la Grande Guerra, dai piccoli sotterfugi da bambina tra le linee austro-ungariche del dopo Caporetto per portare a casa qualcosa da mangiare, agli insegnamenti in casa di un farmacista a Porto Buffolè. Esperienza che l'ha indirizzata a Milano, dove è diventata aiuto medico anestesista tra i bombardamenti del secondo conflitto, con feriti che poi aiutava a scappare nei giorni bui della Repubblica di Salò. Poi il salto verso Roma, dove invece ha contribuito a far nascere tanti bambini. Infine il ritorno nella sua terra, a Gaierine, fino ad una settimana fa, quando ha deciso per la casa di riposo. Voi vi siete tenuti la zia per più di 20 anni in casa. Senta, è così duro tenersi un anziano in casa? No, non è duro, basta avere un po' di pazienza. Un valore aggiunto, ci confida Luigi, per l'esperienza ma anche per la saggezza che cresce con i capelli bianchi. E allora, per capire quale sia stato l'elisir di lunga vita di Palmira, lo chiediamo a chi da più di mezzo secolo è un po' la sua confidente. Mangiare poco e star bene, no? Mangiare quel che si può e non quel che si vuole. Stare sereni e basta, perché se ti vedono musona. No, non mi piace.